Buonasera a tutti, ben ritrovati per chi ci segue ormai da tempo, benvenuti per chi ci segue stasera per la prima volta. Iniziamo con questo evento, un nuovo anno di eventi, sarà sicuramente ricco come lo è stato l'anno scorso. Ci ritroviamo in un format nuovo anche per noi, non parlo dell'online, poi vi spiegherò più nei dettagli come è stata organizzata questa serata. Una serata che per il tema si sarebbe dovuta tenere l'anno scorso, quindi siamo in ritardo di 8 giorni. Ricordiamo e parliamo infatti stasera del 600° anniversario che segna il passaggio del Patriarcato di Aquileia sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia, un passaggio che si realizza per l'appunto nel 1420 e quindi appunto un ritardo seppur minimo. Il punto è che avremmo voluto molto farlo in presenza insieme agli amici dell'Aquilegia, che dopo ringrazierò, perché l'idea nasceva appunto per fare un concerto di musica rinascimentale per ricordare quel periodo, trattando poi in modo divulgativo la storia del periodo. Bene, non parlo di più, passo subito a ringraziare quelli che sono i nostri partner e i nostri ospiti. Naturalmente l'Oppure è qui presente nella figura del presidente Joshua, il gruppo L'Aquilegia che avremo poi modo di ascoltare, in particolare ringrazio Teodora Tommasi e Federico Rossignoli, il comune di Budoia, ormai il terzo anno questo che siamo partner praticamente sempre presente. Trattandosi di un evento che viene inserito all'interno del festival Jais on the Rock, ricordo e ringrazio anche la ProJais, Jais on the Rock ovviamente, e il comune di Aviano e la regione Friuli Venezia Giulia. La serata, prima di lasciare la parola a Joshua e successivamente a Paolo, sarà organizzata in questo modo. Si terrà, dato che era difficile far suonare Federico e Teodora live, hanno registrato per noi un breve video di presentazione e dei brevi video musicali. Verranno trasmessi questi video e come intermezzi ci saranno interventi divulgativi tenuti da me sulla storia per l'appunto del patriarcato. Poi vi spiegherò meglio quando sarà il mio turno come ho impostato la serata. Lascio per l'appunto allora la parola al presidente dell'Oppure, Joshua. Mi senti? Sì, grazie Andrea. Buonasera a tutte e a tutti. È con grandissimo piacere che appunto iniziamo quest'anno nuovo con un format nuovo, che sarà questo appunto di concerti in differita. E noi abbiamo sempre, come l'Oppure, avuto un po' a che fare con la musica. Quando siamo nati nel 2014 c'era persino una sezione dell'Oppure, quella volta eravamo divisi in sezioni dedicata alla musica. Poi piano piano abbiamo deciso una riforma di tutta la nostra offerta, quella volta solo editoriale, e la sezione di musica si è unita ad altre sezioni perché abbiamo deciso di fare una cosa più territoriale, diciamo. Abbiamo già fatto altri eventi dove a interventi di storia o di storia dell'arte si intervallavano interventi di musicisti. Proprio l'anno scorso con sempre Federico Rossignoli, ma con un altro artista di origine coreana, di cui perciò non ricordo il nome, avevamo fatto un evento dal vivo nel teatro di Dardago, un bellissimo luogo in cui riprodurre della musica rinascimentale. Anche questa sera avremo l'onore di appunto sentire Federico, questa volta in compagnia della sua compagna di gruppo, l'Aquilegia.
questo nuovo format speriamo vi piacerà, speriamo funzionerà. Ovviamente comprende una parte indifferita, nel senso che i video musicali, come vedrete, sono stati registrati precedentemente. Questo per fare in modo che la qualità la loro qualità rimanga invariata. Ecco, non volevamo rischiare problemi di connessione durante un bel pezzo musicale suonato da dei professionisti. Io ringrazio naturalmente Andrea per la disponibilità a tenere la relazione storica, ringrazio naturalmente anche gli amici dell'Aquilegia, anch'io ringrazio la ProJais con Jais on the Rock e quindi il Comune di Aviano e quindi la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Friuli. E ringrazio naturalmente infine il Comune di Budoia, come diceva Andrea, ormai il nostro partner molto spesso in molte iniziative in Pedemontana, anche online, dove siamo digitalmente in Pedemontana, e perciò lascerei la parola, senza ripassare per Andrea, direttamente anche all'assessore del Comune di Budoia, Paolo Cimarosti, per un saluto da parte dell'amministrazione. Sì, grazie Joshua. Beh, innanzitutto devo dire che effettivamente questo è un evento che doveva concludere il 2020. In realtà questo non è stato possibile proprio per i noti eventi legati al Covid-19 e quindi l'evento di questa sera inizia un nuovo percorso, inizia, speriamo, un 2021 che sia innanzitutto più benevolo, che sia sereno, ma che soprattutto lasci spazio alla salute di tutti quanti noi. E questo è anche l'augurio da parte del Comune di Budoia di un sereno e in salute 2021. Questo evento, quindi dico, non chiude un anno disastroso, ma ne inizia uno nuovo che sarà fecondo e che continuerà con altri eventi. Ormai effettivamente siamo partner da 3 anni con l'Oppure e speriamo di poter continuare con questi eventi nel corso dell'anno, magari anche in presenza per le cose più indispensabili da fare in presenza. Mi fa particolarmente piacere poi riprendere, oltre che con l'Oppure, anche ad organizzare delle cose con Jais on the Rock, no? Saluto il responsabile di Jais on the Rock che ho avuto il piacere di conoscere. Questa sera poi avrò anche il piacere di conoscere l'Aquilegia, che è questa nuova doppietta che l'Oppure mette in campo. Quindi nel ringraziare tutti quanti mi corre anche l'obbligo di ricordare che l'Oppure è un'associazione culturale di giovani studenti, di giovani dottorati, dottorandi, specialisti e specializzandi. Mi corre anche l'obbligo però di ricordare un paio di giovani che stavano studiando e che non sono più tra noi. Uno si chiama Giulio Regeni, le vicende tutti quanti voi le conoscete, non dobbiamo demordere per la ricerca della verità, e l'altro è Zacchi, che non è italiano ma è come se lo fosse, perché viene a studiare in una prestigiosa università italiana per studiare i diritti civili e adesso purtroppo è anche lui vittima dei diritti civili che non sono stati applicati così come si dovrebbe. Buona serata a tutti e buon 2021 da parte del Comune di Budoia. Okay. Scusate, ma c'erano problemi di connessione, mi diceva che Joshua non mi abilitava l'audio. Perfetto, grazie Joshua, grazie Paolo. Ringraziamo ancora una volta Renzo della ProJais. E ora, se non ho capito male, vado con la proiezione del mio schermo, Joshua? No, andiamo con il
Primo video di questa serata, Ok. esatto. Ok. Andiamo con il primo video di questa serata. Adesso ce l'ho pronto. Allora. Ci vuole sempre un attimo per questi passaggi, ma ci sono. Adesso ascolteremo Federico Rossignoli che presenta il programma musicale di questa sera. Eccoci qua. Perfetto, dovremmo esserci. Buon ascolto intanto dalla presentazione. Le musiche che ascolteremo questa sera vennero tutte composte tra il XV e il XVI secolo da Filippo dell'Urano, musicista che legò il proprio nome a quello della nostra regione. Eppure lui non era di qui. Come si può capire dall'appellativo, probabilmente era originario di Lurano, un piccolo borgo ora in provincia di Bergamo, proprio sul confine della diocesi di Cremona. Clericus Cremonensis è infatti nominato come tale il nostro Filippo in uno dei pochi documenti dell'epoca che avessero a che fare con lui. Ovviamente non dimentichiamo che ancora nel Cinquecento molte persone che avessero a che fare con la cultura, ma anche facevano parte del clero. Fu attivo per un certo periodo a Roma, città nella quale era in contatto con i principali centri di potere e di cultura dell'epoca. Non a caso molte sue musiche si trovano in manoscritti romani, ma anche manoscritti fiorentini e ovviamente in varie raccolte di musica stampate da Ottaviano Petrucci a Venezia. Ottaviano Petrucci, ricordiamolo, fu l'inventore della stampa musicale. Dal 1512 lo troviamo a Cividale in qualità di cantore nella chiesa dell'Assunta e dal 1515, probabilmente con la stessa mansione, lo troviamo invece ad Aquileia. Gli ultimi documenti che in qualche modo hanno a che fare col nostro Filippo risalgono intorno al 1519-20 più o meno e ci fanno sapere che il suo posto venne preso da un certo Jacopo da Lurano, probabilmente un parente, e da allora se ne perdono le tracce. Le musiche che vogliamo proporvi questa sera vogliono dare uno spaccato dell'opera e dei vari periodi della vita di Filippo dell'Urano. Cominciamo con La bella e fresca etade, una frottola che era un genere che ebbe enorme successo e popolarità tra il 4 e il 500, non solo in Italia. La bella e fresca etade, dicevo, brano molto solare, di argomento dolce amaro, ovvero il tempo e la giovinezza che se ne vanno, e un invito, nonostante tutto, a fare festa. Donna contro la mia voglia, il secondo brano, altra frottola da un manoscritto fiorentino che a quanto pare era la preferita del duca Valentino, che sarà stato certo un sanguinario condottiero rinascimentale, ma certo in termini musicali aveva un grande gusto. Proseguiamo poi con Noi l'Amazzone siamo, un brano carnascialesco che dà voce a un gruppo di amazzoni in visita in paesi lontani alla ricerca di uomini prestanti, per fare cosa non dicono. Segue poi Quercus Juncta Columnus Est, brano meraviglioso e solenne che Filippo scrisse in occasione del matrimonio niente po' di meno che di Marcantonio I Colonna e di Lucrezia della Rovere, a riprova che il nostro Filippo era nel posto giusto al momento giusto. Chiudiamo poi con Quis Deus Hic, un mottetto che Filippo scrisse su testo del poeta friulano Antonio Grineo e che troviamo appunto in un manoscritto conservato nella Biblioteca Nazionale di Cividale. Non mi resta che augurarvi buon ascolto. Molto bene, adesso direi che possiamo ascoltare il primo brano che ci ha presentato Federico. Ora lo carico,
La bella e fresca Etade e poi ascolteremo il nostro Andrea. La bella e fresca Etade che passa poco a poco e par che sia un gioco, che sia un gioco da aspettare, che voglio più sperare ne star costante e forte, meglio sarà la morte, sarà la morte che a che più sopportare per mai aver conforto da chi mi strugge a torto, strugge a torto che leva sua sembianza, vederla senza frutto e poi restar distrutto, star distrutto in mar contento. Ora sia gettato al vento chi più si fida mai, cose non strazierai, mi se mi perdo. Ok, questo era il primo brano, ora lasciamo la parola ad Andrea per l'approfondimento storico. Buonasera a tutti nuovamente, condivido anche io il mio schermo perché ho presentato... Ho creato una piccola presentazione per rendere più facile seguire il discorso, adesso non riesco. La vedete? Si vede, Joshua? No, in questo momento no. No, non vedo neanche più... Un attimo solo, no? Che cambia una cosa. No, mi si è chiuso il video mio, non riesco più a vedermi. Come mai? Vedi se ora è ripartito. No. Cosa sta succedendo? Perché? Non ti va lo schermo? No, vedo solo il bollino verde. Ecco, adesso vedo me stesso, ma non si ingrandisce, come mai?
Possibile che ci sia, sì. Eccolo, ci siamo. Riproduci. Perfetto. Ok. Allora, perdonate questi problemi di connessione che ogni tanto di nuovi mezzi dobbiamo ancora abituarci. Allora, quando mi è stato proposto di trattare questo argomento, e cioè ricordare il passaggio, il 600° anniversario che segna il passaggio del Patriarcato di Aquileia sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia, mi sono trovato a scegliere tra due modi di presentare l'argomento. Da una parte dedicare tutto il tempo a mia disposizione per parlarvi della storia dei 400 anni più o meno che segnano appunto il Patriarcato di Aquileia, dall'altro presentarvi la storia in un modo più completo, più lineare forse. Ho scelto questo, come potete intuire dalla prima slide, ho scelto questa seconda modalità per 3 motivazioni. La prima era quella di non farvi addormentare tutti parlandovi in modo più dettagliato ovviamente del Patriarcato di Aquileia, di un periodo, quello medievale tra l'altro, che è un periodo estremamente complicato per gli storici. Il secondo motivo era il desiderio di non calarvi dall'alto un argomento senza darvi anche gli strumenti che servono per capire ciò che porta alla nascita del patriarcato. Il terzo, e qui c'è l'anima secondo me dell'oppure, era quello di andare un po' contro l'idea che si ha della storia del Friuli Venezia Giulia. La storia del Friuli Venezia Giulia è una storia ricchissima di eventi, di personaggi storici di fondamentale importanza, e forse un po' l'idea che si è venuta a creare del popolo friulano, di un popolo chiuso, schivo, ha fatto sì che noi, la nostra regione, restassimo sconosciuti ai più, forse anche agli stessi friulani. Ecco, il mio desiderio, portandovi qui la storia del Patriarcato di Aquileia, partendo in realtà dalla storia di Aquileia, in origine, quindi dai Romani, è quello per l'appunto di mettere in evidenza tutti quei piccoli ma fondamentali passaggi storici che fanno della nostra regione una regione ricchissima di storie. Spero di trasmettere, di cercare di trasmettervi questa passione, questo desiderio di andare a riscoprire effettivamente cosa c'è dietro la nostra storia. Ecco, ora non mi dilungo oltre, inizio dunque il mio discorso. Come vedete, la nostra storia parte dalla cosiddetta, vi ho messo qui semplicemente i nomi dei sistemi amministrativi che si avvicendano fino ad arrivare al Principato Patriarcale di Aquileia, delle date di riferimento, e poi ho voluto mostrarvi, per farvi capire un po' qual è la situazione geografica che andiamo a trattare. Ecco, questa è la Regio Decima, cioè quel sistema amministrativo, quella circoscrizione territoriale che nasce per volontà dell'imperatore Augusto nel 7 d.C., attorno ad una città in particolar modo. Questa città è per l'appunto Aquileia. Aquileia che non nasce ovviamente però il 7 d.C., nasce 2 secoli prima, siamo nel 181, e nasce come avamposto militare e commerciale, cioè come avamposto per controllare tutti quei territori che si trovavano ad est dell'impero, territori balcanici e territori danubiani. Se ci pensate, il Friuli Venezia Giulia in sé, un po' per la posizione strategica che ha, ma in 2000 anni di storia non ha perso questa caratteristica di avamposto militare, lo dimostra la presenza ad Aviano della base NATO. Quindi Aquileia a partire dal 181 nasce, si sviluppa, cresce enormemente in ricchezza, ma nel III secolo inizia una fase di decadenza. Inizia una fase di decadenza dovuta al fatto che
in seguito alla riforma amministrativa attuata dall'imperatore Diocleziano, che porta alla divisione dell'impero in quello che sarà impero romano d'Occidente e impero romano d'Oriente, l'avamposto militare quale era Aquileia diventa per il nord d'Italia Milano, città emergente sotto diversi punti di vista. Per il controllo invece dei territori ad est dell'impero, quindi territori balcanici e danubiani, diventa tale Sirmio, oggi conosciuta come Mitrovica in Serbia, a nord-ovest di Belgrado. Da quel momento quindi Aquileia inizia una fase di decadenza politica e economica, ma attenzione, emerge come centro di diffusione del cristianesimo. È questo un tema di fondamentale importanza che porterà poi appunto alla nascita del patriarcato di Aquileia. Ma com'è possibile che proprio Aquileia si imponga come centro di diffusione del cristianesimo? Paolo Scandaletti, l'autore di quest'opera che ho molto utilizzato per lo studio di questa sera, ritiene, è un'ipotesi, ma non è un'ipotesi così campata per aria, anzi trova nella storia, poi vi dirò, delle testimonianze certe, ritiene che proprio in quanto porto commerciale Aquileia abbia, e essendo un porto che funzionava soprattutto per i commerci con il Mediterraneo centro-orientale, Aquileia abbia attirato cittadini provenienti dalla Palestina che giunsero naturalmente, molto probabilmente si fermarono a vivere ad Aquileia, ma quello che è importante è che giungono con un proprio bagaglio culturale e in questo bagaglio culturale portano con sé anche le conoscenze religiose che avevano e quindi appunto questa forma primitiva di cristianesimo che si stava appunto iniziando a diffondere. Siamo nel 300, era da poco nato, quindi è una religione ancora in divenire. Okay? È molto interessante questo perché? Perché ci deve far capire innanzitutto che i porti funzionavano un po' come i cellulari di oggi, se vogliamo, un po' Google, i porti erano un po' come Google, ok? Cioè centri di informazione, proprio perché in tempi antichi sapere cosa succedeva anche solamente a un centinaio di chilometri dalla propria città era questione che richiedeva settimane se non mesi. I porti dove arrivavano persone provenienti da città diverse erano centri di informazione fondamentali. Roma, o meglio la religione romana, è certo che prese caratteristiche di particolari divinità dalle divinità egizie. È molto probabile che questa connessione, questo passaggio sia avvenuto proprio all'interno dei porti, come quello di Alessandria, come quello di Napoli, dove i contatti tra le persone che, ripeto, avevano un proprio bagaglio culturale fecero sì, no, che si iniziasse a diffondere un tipo di cultura, un modo di parlare, un modo di dire, anche una religione. Sono però questi primi secoli, secoli di diffusione del cristianesimo che presentano più ipotesi che certezze. La prima certezza per quanto riguarda Aquileia l'abbiamo infatti solamente nel 314, una data non casuale se pensiamo che l'anno precedente l'imperatore aveva ufficializzato il cristianesimo come religione imperiale. Qual è questo dato certo? La presenza di un vescovo di nome Theodorus. Nell'immaginario comune questo potrebbe stridere un po' perché solitamente si ritiene che il primo vescovo di Aquileia sia stato tale Sant'Ermagora. Ci sono però motivazioni sia cronologiche che documentarie, cioè il fatto che nessuno, San Girolamo né Paolo Diacono, parlano di Sant'Ermagora come primo vescovo, eppure nell'immaginario comune questa figura è rimasta come primo vescovo di Aquileia. Pensiamo semplicemente al fatto che i patriarchi
quando prendono il potere, si dice anche che salivano sulla cattedra di Sant'Ermagora. Noi però prendiamo per vero l'idea di Teodorus, primo vescovo, anche perché a partire da Teodorus conosciamo tutti i nomi di coloro che si susseguirono. Torniamo al percorso storico. Dicevo per l'appunto che Aquileia entra in una fase di decadenza. Non è naturalmente un caso isolato, è tutto l'impero che sta decadendo e difatti nel 476 si chiude la storia dell'impero romano d'Occidente e il Friuli, che come avrete capito non è, no, il Friuli di oggi, ma è un territorio ben più ampio che arriva a comprendere il Veneto e parte della Lombardia. Sì, il Friuli, essendo zona di confine, è sottoposto a rischi continui. Di questo periodo dobbiamo ricordare, per esempio, l'invasione di un insieme di popoli asiatici, un insieme di popoli nomadi che noi conosciamo come Unni, guidati dal famoso Attila. Quindi territorio devastato, in decadenza, passa per un breve periodo sotto il controllo ostrogoto, finisce poi all'interno, come tutta l'Italia, all'interno dell'impero bizantino. Siamo nel 500 arrivati e questo è il secolo in cui si colloca per l'appunto la nascita del patriarcato di Aquileia. Ora, i patriarcati più antichi erano tre, quello di Roma, quello di Alessandria e quello di Antiochia. Ne nascono poi diversi per motivazioni diverse. Segue Costantinopoli in quanto centro dell'impero bizantino, Gerusalemme e appunto nella seconda metà del Cinquecento anche Aquileia. Aquileia, il patriarcato di Aquileia nasce però per una motivazione piuttosto particolare, cioè in seguito ad uno scisma, lo scisma dei tre capitoli. Non sto qui a spiegarvi che cos'è lo scisma dei tre capitoli, vi basti sapere che appunto il cristianesimo delle origini non è il cristianesimo che conosciamo noi oggi, è una religione in continua formazione, si forma anche attraverso scismi e naturalmente i famosi concili. Uno di questi è appunto lo scisma dei tre capitoli. Cosa succede? L'imperatore e il Papa si allineano su posizioni simili, il vescovo di Aquileia non concorda e per mettere in luce il suo disaccordo decide di assumere su di sé il titolo di patriarca e per Aquileia il titolo di patriarcato. Un titolo che manterrà anche dopo l'avvenuta riconciliazione con Roma. Mentre avviene lo scisma dei tre capitoli, che attenzione dura ben un secolo, si concluderà nel 690, il Friuli Venezia Giulia e l'Italia subiscono però una nuova invasione. Prima di parlarvi di questa nuova invasione, ascoltiamo il secondo brano degli Aquilegia. Joshua, vai pure. Joshua? Contro la mia voglia
Eccoci qui. Come vi dicevo prima, allora, durante l'inizio dello scisma dei tre capitoli, il Friuli Venezia Giulia e l'Italia intera subiscono una nuova invasione. Arrivano i Longobardi guidati da re Alboino. La dominazione longobarda si protrarrà per circa 2 secoli, fino al 774. Ciò che succede è che innanzitutto la Regio Decima cade, è caduto naturalmente l'impero romano, cade di conseguenza anche la Regio Decima, e il Friuli, nei confini geografici che potete qui vedere, diventa un ducato. Quello che è interessante ricordare di questo periodo storico è il fatto che nel momento in cui Alboino, alla guida dell'esercito longobardo, entra in Friuli, non calcola minimamente Aquileia e si dirige subito verso Concordia, verso Forum Iuli, che diventerà una fortezza longobarda, e le testimonianze archeologiche di quel periodo sono tutt'oggi visibili nel famoso tempietto longobardo. Cividale è poi in realtà una città dove si può veramente seguire il percorso storico che subisce il Friuli Venezia Giulia, perché quando ho iniziato prima il discorso sono partito parlandovi dai Romani. I Romani non sono ovviamente il primo popolo ad abitare queste terre, sono anticipati da popolo celtico, i Veneti, i Galli, e a Cividale si trova per l'appunto il cosiddetto ipogeo celtico, una struttura sotterranea di cui sappiamo veramente poco, forse utilizzata come cimitero dai Romani, che dimostra però che anche prima dei Romani questo territorio era un territorio abitato. Vi dicevo quindi per l'appunto che Alboino non calcola minimamente Aquileia, a dimostrazione del fatto che non si era, siamo nel 600, no? Non si era ancora ripresa da quella crisi politica ed economica che lo aveva colpita già 300 anni prima. Continua quindi questa decadenza, mentre, ricordiamoci, emerge da un punto di vista religioso, ma nonostante emerga da un punto di vista religioso si trova comunque a dover affrontare dei problemi, perché tra il 606 e il 607 nasce, proprio di fronte ad Aquileia, potete vederlo qui nella cartina, un nuovo patriarcato, quello di Grado. Come vi dicevo, nel 774 però il dominio longobardo si conclude. Carlo Magno sconfigge l'esercito, re dei Franchi, sconfigge l'esercito longobardo e dà inizio ad una nuova dominazione, quella carolingia. Con la dominazione carolingia anche il Friuli subisce, quindi il Ducato del Friuli subisce un cambiamento. Ecco qua. Come vedete, il Friuli viene trasformato in una marca. La marca era una circoscrizione, un sistema amministrativo, una circoscrizione territoriale, solitamente applicata a quei territori che si trovavano in zone di confine o in zone che necessitavano un'attenzione militare particolare. Il Friuli risponde a tutte queste due necessità. Un periodo, naturalmente marca guidata dal Marchese, che rappresenta da un punto di vista amministrativo un passaggio ad un livello più importante, ok? Un periodo, quello in cui il Friuli è appunto una marca, che dura all'incirca 3 secoli. 3 secoli però al cui interno avvengono diversi eventi storici che potremmo considerare come delle cesure. Ecco, io ho scelto di utilizzare come cesura la figura di Berengario I, come vedete, ho scritto qua, marca del Friuli fino a Berengario I, e poi vi mostrerò un'altra cartina con la marca del Friuli
dopo Berengario, che non si chiamerà più Marca del Friuli. Da cosa è caratterizzata la prima fase? La prima fase è caratterizzata sostanzialmente da un periodo di espansione. Il figlio di Carlo Magno, detto anche Pipino, conquista la Marca di Trento e la Marca d'Istria, questi territori che vedete con le striscioline, le ingloba all'interno del Regno Italico, ma soprattutto le sottopone sotto la giurisdizione del Friuli. Questo è un evento importante perché, così facendo, permette ad Aquileia, anche solamente da un punto di vista religioso, di aumentare i territori su cui pone il suo controllo religioso. È questo il momento, iniziamo ad essere vicini all'800, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, è questo il momento in cui Aquileia inizia a riprendere il suo antico prestigio. Ma perché metto Berengario I come cesura? Molto semplicemente, Berengario I, nelle conquiste territoriali che vengono fatte, decide di spostare la sua sede a Verona. Okay? Questa è la Marca veronese friulana perché in seguito appunto a questa decisione di Berengario I, che era stato marchese friulano ed è successivamente re d'Italia, la Marca del Friuli non è più nota esclusivamente come Marca del Friuli, ma come Marca veronese friulana. Ma come Marca per l'appunto veronese friulana. Alla morte di Berengario I succede un periodo piuttosto confuso a livello dinastico, la spunta un tale Ugo da Provenza, che non è particolarmente importante, ma che a noi interessa perché sotto il suo regno inizia per la prima volta il conflitto tra Aquileia e, o meglio, Marca veronese friulana e Venezia. Il conflitto nasce per il possesso dei territori dell'Istria, che, come vi dicevo prima, erano sottoposti a controllo friulano, ma che intrattenevano ormai strettissimi legami commerciali con Venezia. Inizia il marchese friulano Vinterio, aumentando le tasse per i veneziani che passavano nei territori del patriarcato, cioè della Marca, scusate, veronese friulana, saccheggiano molto spesso le navi veneziane e Venezia reagisce imponendo l'embargo. Con l'embargo buona parte della popolazione dell'Istria rischia di perire, letteralmente. Alla fine il tutto si risolve quindi con una pace nel 933, la cosiddetta pace di Rialto, che riporta molto semplicemente la situazione alla fase precedente il conflitto. Dopo Ugo di Provenza, il Regno d'Italia viene assunto il titolo di re d'Italia viene assunto da Berengario II. Berengario II è un re piuttosto debole che, per rafforzare la sua posizione, chiede a Ottone I di Sassonia, futuro imperatore del Sacro Romano Impero, di proteggerlo, okay? Quindi di tutelare la sua posizione. Ottone I, naturalmente, in modo molto astuto, accetta, in cambio chiede però il possesso di questo territorio strategico, per l'appunto la Marca veronese friulana. Anche questo potrebbe essere considerato un momento di cesura, nel senso che con Ottone I si chiude il periodo di dominio carolingio, si apre quello sassone. Dopo Ottone I segue Ottone II, ad Ottone II segue Ottone III, che non è particolarmente importante per la nostra storia, ma sotto il quale, essendo lui impegnato particolarmente a difendere la sua posizione, ci sono continui conflitti dinastici in questo periodo, fa nascere nella nobiltà friulana un pensiero, quello dell'autonomia statuale. Ok? Quello dell'autonomia statuale, cioè inizia a nascere, a diffondersi, ci stiamo avvicinando all'anno 1000, ok? Nel 1077 verrà proclamato lo Stato friulano
inizia a nascere in questo periodo nella nobiltà friulana l'idea di uno Stato friulano. Uno Stato friulano che può vedere la sua nascita però anche prima del 1077. Il 1077, il 3 aprile, è la data ufficiale. Tuttavia, pochi decenni prima, Ottone III segue sul trono d'Italia tale Enrico II, il quale ha un rapporto strettissimo con il patriarca dell'epoca, Wolfgang di Treffen, anche detto Poppo o Poppone. E proprio in virtù dell'amicizia che lega queste due figure, Enrico II fa dono a Poppone di grandi poteri. Tra questi vi era il controllo giudiziario, ma soprattutto il controllo su un esercito di 15.000 uomini. Ora, vi dicevo che il patriarcato nasce come circoscrizione religiosa. Nel momento in cui però il patriarca ottiene il comando su un esercito di 15.000 uomini, capite bene che il potere che possiede non è più solo religioso, diventa anche un potere politico e militare. Un fatto che caratterizzerà da quel momento sempre la figura dei patriarchi, rendendoli molto simili a quella del Papa dell'epoca. Il Papa dell'epoca ha su di sé potere temporale, assume su di sé potere temporale e potere spirituale ed è in continuo conflitto per questo con l'imperatore. Okay? Il patriarca è quindi un piccolo papa e in effetti nel momento in cui nascerà lo Stato friulano diverrà una figura inferiore solamente a quella dell'imperatore e a quella del Papa. Ma un altro potere di fondamentale importanza, ed è questo secondo me su cui dobbiamo porre l'accento per, se vogliamo, anticipare la nascita dello Stato friulano, è il potere di battere moneta. Sapete bene che il potere di battere moneta è un potere che possiedono solo gli stati. Lo Stato sovrano batte moneta, ok? Quindi il potere che il re concede a Poppone o Wolfgang di Treffen è un potere enorme, nonostante Wolfgang di Treffen in questo momento non se ne avvalga ancora, cioè la moneta che batte, o meglio, batte pochissima moneta, per lo più solo per motivi di prestigio, per mostrare il suo volto, no? Su queste monete, ma è appunto un evento di fondamentale importanza che verrà poi ufficializzato appunto il 3 aprile 1077 con la nascita del patriarcato di Aquileia, principato patriarcale di Aquileia, patria del Friuli, chiamiamola come vogliamo. Andiamo pure con il prossimo brano, Joshua. Noi la vediamo che volendo l'uno mondo e se fare bene mondo e nei giorni non per altro ci guardiamo nella terra nostra felice, se non perché noi vorremmo quel che ad onde dice. E se ben chiara cose dice, per vergogna sorrestiamo. Noi la vediamo che volendo l'aiuto mondo e per non bene mondo e migliori viviamo.
Intendevo che qui regna una donna imperdibile, d'ogni imperio sola degna, del suo nome di Antonina. La farem nostra regina, se con noi l'accompagnò. Eccoci di nuovo presenti. Ok, siamo quindi arrivati a parlare della nascita effettiva del patriarcato di Aquileia. I patriarchi ottengono da subito il titolo di principe vescovo, un titolo che, capite bene, racchiude in sé questa compresenza di cui vi parlavo prima di potere religioso e di potere militare politico. Diventano padroni di un territorio che, come vedete, non ho trovato una cartina migliore. È un territorio più grande di quello del Friuli odierno. Di fatto dovreste considerare anche parte della Carinzia, che qui è esclusa, e parte della Carniola. Oggi la Carniola è quella che chiamiamo Slovenia, anche se in realtà il territorio della Carniola non entra mai realmente a far parte del patriarcato di Aquileia. Un territorio comunque che, ripeto, è ben più grande di quello del Friuli odierno, al cui interno sono presenti popoli che parlano anche lingue diverse. E questo è una caratteristica, o meglio, ci deve far parlare di una caratteristica di fondamentale importanza del patriarcato di Aquileia, cioè la sua frammentarietà. Frammentarietà che di fatto sarà poi anche la causa della caduta del patriarcato di Aquileia, perché nel momento in cui nasceranno appunto le divisioni diverrà impossibile per il patriarca riuscire a contenerle o comunque a sconfiggerle. Cordenons, come vedete qui, per parlarvi appunto di questa frammentarietà, no? Cordenons e Pordenone, tenete presente che pur facendo parte del territorio del patriarcato furono sempre territori posti sotto il dominio dell'imperatore. O meglio, perdonatemi, Cordenons si trovava nelle mani dei conti di Treffen, quella famiglia a cui apparteneva Wolfgang / Poppone di cui abbiamo parlato prima. Pordenone e Sacile invece furono sempre domini dell'impero. Gorizia e il conte di Gorizia rappresentavano quasi un territorio autonomo all'interno del patriarcato per il grande potere che il conte di Gorizia per l'appunto possedeva e che rappresenterà a più riprese, soprattutto negli ultimi 150 anni di storia del patriarcato, un problema enorme per il patriarca di Aquileia. Teniamo poi presente il fatto che anche semplicemente i nomi di alcune città della Friuli Venezia Giulia ancora oggi parlano di una dominazione germanica. Spilimbergo deriva da Skoniberg, significa bel castello. Però di fatto, se ci pensate, sono diverse le città in Friuli Venezia Giulia che terminano appunto con la parola berg, cioè bergo. Sono tutte
città di chiara origine tedesca, o meglio germanica. Il tedesco è in questo periodo poi la seconda lingua più utilizzata all'interno di tutta la regione. La prima è ovviamente ancora il latino, la seconda è però appunto il tedesco nei documenti. Questo perché? Perché la cultura che si impone è per regola sempre la cultura del popolo vincitore. Questo ha una sola eccezione a livello storico ed è fondamentale per noi perché altrimenti non parleremo in italiano, e cioè, o meglio l'italiano che parliamo oggi, e cioè il latino. Nonostante l'impero romano cada, la cultura che l'impero romano a cui aveva dato vita sopravvive soprattutto nella lingua latina. La dominazione però germanica emerge anche in un altro contesto. Se prendiamo infatti una lista dei patriarchi a partire da Wolfgang di Treffen, vediamo subito che nel 95% dei casi sono patriarchi di origine tedesca. Ancora una volta, quindi, no? La cultura che si impone anche a livello di ruoli di comando è quella del popolo vincitore. Capitale di questo stato era naturalmente Aquileia, verrà poi sostituita prima da Civitale del Friuli, poi da Udine. Aquileia manterrà il titolo, potremmo dire, di capitale religiosa. Okay. Per ultima cosa, parlando un po' dei caratteri tecnici di questo stato, va menzionato assolutamente il Parlamento friulano. Quando nasce lo Stato friulano, nasce anche infatti un Parlamento dotato di diversi poteri legislativi, giudiziari e consultivi, un'esperienza questa ripresa in realtà da esperienze di natura germanica, che ha però un'enorme importanza, e Scandaletti pone l'accento su questo fatto, perché secondo lui bisognerebbe trattare molto di più il Parlamento friulano in quanto esperienza che anticipa di ben 3 secoli il Parlamento inglese, con cui si è soliti dare inizio alla democrazia parlamentare. Bene, riprendiamo il nostro discorso storico. Ora, essendo impossibile parlarvi di 400 anni di storia patriarcale, ho scelto 3 figure, di 3 patriarchi ovviamente, che secondo me ci fanno ben capire qual è la situazione che vive il patriarcato in questo periodo. Li ho scelti anche perché nonostante siano passati tra i 900 e gli 800 anni, sono, potremmo dire, ancora presenti qui con noi. Il primo di questi patriarchi è Bertoldo di Andrex, un patriarca di origini bavaresi. Siamo all'inizio del 1200, quindi capite, no? Bertoldo di Andrex è di origine bavarese, capite che quasi dopo 2 secoli, lui è patriarca fino al 1230, e dopo ben 2 secoli l'influenza germanica è ancora ben evidente. Naturalmente fa parte di una famiglia nobile di duchi e conti, ma ciò che è importante sottolineare della sua famiglia è il legame con la regina Elisabetta d'Ungheria. Bertoldo è lo zio di Elisabetta, divenuta santa, proclamata santa alla morte, e di questa regina possediamo oggi una testimonianza proprio qui in Friuli, una testimonianza che io vorrei mostrarvi ora, quindi devo sei su condivisione schermo, interrompi condivisione schermo, condividi, qui non si vede la pagina. Non si vede la pagina di internet, per quale motivo? Pur essendo aperta. Ah, ecco. Perfetto, eccoci. Ok. Allora, in Friuli, per essere precisi, al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli,
se andate sul sito potete vedere per l'appunto alla voce Libri dei Patriarchi, è presente questo psalterio, cioè un insieme di salmi, uno dei primi realizzati per l'alta aristocrazia laica, come potete leggere, composto attorno agli anni 1200-1208, okay? Quindi ha ben più di 800 anni. È possibile vederlo, io ve lo vorrei mostrare perché è di una bellezza inaudita. Ecco qua, questa è un'applicazione bellissima, cioè che permette di vedere tutte le pagine dell'opera, che immagino si devono caricare, quindi facciamo no. Così. Ecco, come potete vedere, vi mostro semplicemente delle pagine, tutta l'opera è miniata e ancora oggi, dopo 800 anni, i colori si vedono in modo eccezionalmente chiaro. Ok, per chi poi ha interesse ovviamente può andare a visitarlo e a vederselo sul sito del Museo Archeologico di Cividale del Friuli. Bene, riprendiamo dunque con la nostra storia. Vi stavo dicendo appunto che parlavamo di tale Bertoldo di Andrex. Quando Bertoldo prende il potere è molto giovane e questo va a suo svantaggio perché diversi comuni, diversi feudi del patriarcato pensano di potersene approfittare, di poter guadagnare più poteri, maggiori privilegi. Tra questi comuni c'è per esempio Polcenico, che tenta appunto un assalto al patriarca. Quello che non sanno però è che Bertoldo ha un amico estremamente potente, Filippo II di Svevia. Filippo II di Svevia lo conoscono tutti, soprattutto per Castel del Monte in Puglia. Pochi sanno però che risiedette per un periodo a Pordenone e a Udine. Pordenone ovviamente perché? Perché era un possedimento imperiale. E con l'aiuto ovviamente di Federico II, Bertoldo riesce facilmente a riportare unità, a riprendere il controllo sullo Stato. Scoppia però subito un altro conflitto, un conflitto ben più grande di quello che si era trovato in quel momento ad affrontare. Questo è un periodo che, vi ho già accennato, è caratterizzato da continui conflitti tra il papato e l'imperatore. Prima la lotta per le investiture, ora la famosa lotta tra ghibellini e guelfi. Da una parte i fautori del potere imperiale, dall'altra quelli del potere papale. Bertoldo si trova, povero, immischiato in questa lotta. Solo che il potere del Papa è ben più forte di quello dell'imperatore, perché il Papa non ha solo un potere temporale, ha soprattutto un potere sulle anime. Federico II è un cristiano, come tutti praticamente all'epoca. E cosa fa? Gregorio IX dice addirittura al Papa dell'epoca di aver visto l'anticristo in Federico II di Svevia e lo scomunica. Seguito alla scomunica, Bertoldo di Andrex non può che passare dalla parte papale. Con Bertoldo di Andrex si chiude infatti un periodo che aveva visto prendere il potere come patriarchi figure legate prevalentemente all'imperatore. Da Bertoldo invece coloro che prendono la carica, che assumono su di sé la carica di patriarca, saranno parte della fazione guelfa, quindi quella papale. Muore Bertoldo e adesso facciamo un passo storico di 100 anni, arriviamo all'inizio, nella prima metà del 1300. Quello che succede dopo la morte di Bertoldo in questi 100 anni sono per lo più conflitti interni tra i feudi ghibellini che si scontrano con quelli guelfi, è insomma un conflitto continuo. Addirittura nel 1328 il Friuli viene invaso e completamente devastato dalle truppe austriache, ma
a riportare in auge il potere patriarcale interviene nella prima metà per l'appunto del 1300 la seconda figura patriarcale di cui vi voglio parlare, cioè Bertrando di Saint-Geniès. Di questo patriarca vi cito pochi ma significativi eventi. Innanzitutto Bertrando ebbe un ruolo significativo nel riportare il prestigio all'interno del patriarcato di Aquileia, ebbe merito di riportare sotto il suo controllo tutti i feudi, soprattutto quello del conte di Gorizia, che si erano a lui ribellati. Bertrando assedia in prima persona, e tutti i patriarchi di questo periodo sono patriarchi estremamente violenti che partecipano a battaglie continue sia in territorio friulano ma anche all'esterno del territorio, quindi in conflitti di carattere diremmo nazionale o internazionale. E quindi assedia e vince l'assedio sul conte di Gorizia. Infine riprende il conflitto che si era sopito con Venezia. Ovviamente per quale motivo? Il controllo, ancora una volta, dei territori dell'Istria. Avrete capito dunque che si tratta di un patriarca che fa prevalentemente uso della forza. Non diremmo quasi che è una persona, no? È la seconda personalità religiosa. Sembra un soldato, un comandante, no? Militare. E per farvi capire effettivamente di chi stiamo parlando, vi ricordo che le fonti parlando della messa che Bertrando tenne nel 1340, ci dicono per l'appunto che Bertrando si vestì completamente con l'armatura. Quindi immaginatevi, no? Quello che oggi diremmo il vescovo che viene a fare messa con l'armatura. In realtà poi ci sono ancora oggi vescovi che lo fanno e ne parleremo dopo. Nessuno sembra quindi riuscire a fermare Bertrando, ci si mette la natura di mezzo. Nel 1348 il Friuli è colpito da un terremoto di proporzioni devastanti. Le fonti a livello europeo ricordano questo terremoto come una delle peggiori catastrofi che colpirono l'Europa nel Medioevo, e al terremoto segue la diffusione della peste. Lo Stato è naturalmente completamente devastato e con la devastazione materiale dello Stato si accompagna la decadenza del potere di Bertrando. In un momento di confusione, un gruppo di uomini di Spilimbergo ordisce una congiura, attende il patriarca che sta cercando di fare ritorno da Sacile a Udine, e nelle campagne tra San Giorgio della Rickenvelda e Rauscedo lo ammazzano. Il punto è ancora oggi ricordato da un cippo su cui si erge un'epigrafe che ricorda per l'appunto l'uccisione di Bertrando, la cui salma viene però portata all'interno del Duomo di Udine. Ora, è molto bello ricordare che tra le vesti che accompagnano Bertrando all'interno della sua tomba vi è un vessillo con un'aquila gialla su sfondo blu. Ecco, da quel vessillo nasce nel 1300 la bandiera friulana ancora oggi utilizzata, e quel vessillo, proprio quello di Bertrando, rappresenta ancora oggi la più antica testimonianza della bandiera friulana. Passiamo all'ultima figura di cui vorrei parlarvi stasera, e cioè Marcardo di Randec. Tra la morte nel 1350 di Bertrando e l'elezione di Marcardo passano 15 anni. Siamo nel 1365. Anche Marcardo è ovviamente una figura di nobili origini e di origine sveva, studia legge a Bologna, ricopre inizialmente incarichi minori di carattere religioso, fino a quando
non ottiene, in età matura, il titolo di vescovo di Augusto, un titolo importantissimo per l'epoca. E nel momento in cui ormai è anziano, ottiene anche il ruolo di patriarca di Aquileia, ruolo che lui accetta. Anche Marcardo, come Bertrando, è una figura piuttosto violenta, che anche lui, più che religioso, definiremmo comandante militare, forse addirittura di più un politico. Marcardo è più un politico. Infatti è ricordato per aver dato vita nel 1366, l'anno dopo il suo insediamento, a un codice di leggi. Un codice di leggi che è noto come Constitutiones Patriae Fori Iuli, o più semplicemente Constitutiones Marcardi, molto interessante, e che possiamo vedere ancora oggi sul sito del Senato della Repubblica. C'è poco da vedere in realtà, poi se qualcuno ha interesse può andare, era solo per mostrarvi il fatto che lo possediamo ancora oggi e appunto sul sito del Senato della Repubblica è possibile vederlo. Quello che è importante però ricordare è il fatto che all'interno di questo codice di leggi Marcardo dimostra di essere stato effettivamente un politico illuminato. Basti pensare al fatto che lottò per far inserire all'interno di questo codice di leggi, non parliamo di Costituzione perché ancora potrebbe essere fuorviante parlare di Costituzione secondo le nostre conoscenze, ok? Quindi parliamo di codice legislativo, di codice di leggi. Quello che è interessante notare, per esempio, è il fatto che, dicevo prima, Marcardo si batté per ottenere l'equiparazione tra uomini e donne in tema di successione, cioè di eredità. Le donne prima non venivano minimamente calcolate, soprattutto nel caso in cui l'uomo moriva senza aver lasciato testamento. Grazie a questo codice di leggi, invece, anche le donne partecipano alla divisione dei beni, sia le mogli che le figlie. Marcardo è però ricordato, e questo è un evento che si tiene ancora oggi, di fatto si è tenuto 2 giorni fa, perché a lui risale la cosiddetta Messa dello Spadone. La Messa dello Spadone è una messa che si tiene ogni anno, il giorno dell'Epifania, nel Duomo di Cividale di Udine. Il vescovo indossa ancora oggi l'elmo con il pennacchio e la spada. Ecco, la spada che il vescovo ancora oggi impugna è la spada di Marcardo. È una spada quindi che ha ben 700 anni. È questo un evento di cui sappiamo poco. Gli studiosi ritengono per lo più che il fatto che ci sia per l'appunto all'interno della Chiesa una figura come quella del patriarca, oggi vescovo, che celebra messa indossando parte dell'armatura, stia a simboleggiare la compresenza, come vi ho ormai ripetuto più volte, del potere politico-militare e spirituale nella figura singola del patriarca. Marcardo muore nel 1381. Quando muore scoppia subito un conflitto però che non vede contrapposte né Aquileia a Venezia, o almeno non direttamente, né Aquileia al conte di Gorizia, ma bensì Udine a Cividale. Udine da una parte è appoggiata da Venezia, mentre Cividale dal patriarca. Qui potete vedere qual era la divisione, la felice unione è per l'appunto la lega che si crea attorno a Udine. È un po' confusionaria, però idealmente credo che il tagliamento rappresenti una sorta di divisore tra una fazione e l'altra. È una guerra che si protrae per circa 7 anni, che si conclude senza un vero e proprio vincitore. Segue un periodo di pace, ma nel 1410-1411 il conflitto riprende. Udine è ancora una volta appoggiata da Venezia,
Cividale questa volta dall'imperatore Sigismondo, imperatore d'Ungheria. Inizialmente il conflitto pende subito a favore dell'imperatore, che riesce ad invadere con le sue truppe tutto il territorio, ma Venezia necessita realmente di intervenire in questa situazione, non tanto per scacciare l'imperatore, ma perché ha paura di un altro nemico. Sono arrivati infatti nel 1415 fino a Lubiana e poi fino a Salisburgo i turchi, e sia per motivi commerciali che territoriali Venezia inizia ad avere realmente paura dei turchi, quindi sente la necessità di conquistare questo territorio che, ricordiamolo ancora una volta, è un territorio di confine, è un territorio strategico, per difendere il proprio centro, il proprio cuore, è appunto Venezia. La svolta si ha nel 1419. Cividale, che era il capofazione dell'altra parte, passa spontaneamente dalla parte di Venezia. Da quel momento il gioco è fatto. Venezia entra in Friuli, sconfigge Porcia, sconfigge Sacile. Come potete vedere in questa cartina, passa per Aviano, e le fonti ricordano che i veneziani rasero al suolo Aviano, diedero fuoco ad Aviano per evitare che diventasse un luogo di riparo per le truppe dell'imperatore ungherese. Con la caduta finale di Venzone il dado è tratto. Il 7 giugno del 1420 il patriarca fugge, abbandona il patriarcato per rifugiarsi oltre Alpe. Quello è l'evento che potrebbe, in modo non ufficiale, caratterizzare la fine definitiva del patriarcato, fine che viene ufficializzata con un documento il 3 agosto 1420. Inizia quindi il periodo di dominio veneziano. Un periodo inizialmente complicato per due motivi. Il primo è per l'appunto il fatto che nella seconda metà, a partire dal 1400, soprattutto ripetutamente nel decennio del 1470, il Friuli viene continuamente invaso e devastato dai turchi. La seconda motivazione è dovuta al fatto che lo Stato friulano, che mantiene anche sotto la dominazione veneziana il titolo di patria del Friuli, è uno Stato feudale, e Venezia è invece una repubblica marinara, quindi ha poca dimestichezza con un territorio di questa natura. Nel momento in cui però la potenza veneziana emerge, anche il Friuli ne gode, e del periodo di dominazione veneziana noi possediamo diverse testimonianze. Se pensate a Udine, l'arco che anticipa la salita al castello è sormontato da un enorme leone alato. Non serve però andare molto lontano almeno nel mio caso che mi trovo ad Aviano. Joshua, che si trova in Polonia, direbbe che invece le distanze per lui sono ben più lunghe, ma nei pressi di Aviano, Polcenigo per l'appunto, questa è, scusate, l'Italia dopo il 1420, vedete per l'appunto come il territorio che mantiene il nome Patria del Friuli è stato inglobato all'interno della Repubblica di Venezia. Quello che volevo mostrarvi è per l'appunto Polcenigo. Polcenigo, uno dei borghi più belli d'Italia, mostra ancora oggi i segni della dominazione veneziana. Un po' nell'architettura, quello che vedete in foto a sinistra è Palazzo Salice Scolari, che ha un'architettura un po' anche come Palazzo Fullini-Zaia di natura veneziana, ma se salite al castello di Polcenigo, poco prima di arrivare troverete una chiesa. Sulla chiesa si vede ancora oggi questa incisione che porta appunto, che mostra per l'appunto il leone di San Marco. La dominazione veneziana termina nel 1797 con il famoso trattato di Campoformido, tanto compianto dal Foscolo, che vede regalare questo territorio agli austriaci. Il patriarcato del Friuli in realtà era già scomparso qualche decennio prima, nel 1751, per volontà del Papa Benedetto XIV, che attraverso
una bolla papale in iucta nobis, elimina in perpetuo il patriarcato di Aquileia, dando vita a 2 arcivescovadi, quello di Gorizia e quello di Udine. Termina così il mio percorso storico. Vorrei però in conclusione leggervi una poesia, non so perché, ecco. Okay. Una poesia di Enrico Fruch, un poeta che vive a cavallo tra il 1800 e il 1900, intitolata per l'appunto Aquilee. Ho preso solo una strofa, ve la leggo in friulano, ho cercato di allenare la mia pronuncia, voi potete leggere naturalmente la traduzione accanto. È una poesia che ricorda, parla di Aquileia e ricorda naturalmente il passato glorioso di questa città. Contadin che tu rompis la tiare di Aquilee, fermi i bus un moment. Sotto il ciam che la guarsi ne are, sotto la man che seme nel forment, tal sorelli e tal ombre dal nul, è un'impronte di Rome, la storie, la glorie del Nestri Friul. Bene, io ho concluso, Joshua adesso farà andare il prossimo brano e poi ci sarà spazio, se ci sono, per le domande. Grazie a tutti per l'ascolto. Joshua, mi senti? Sì, ci siamo. Eccoci qua. Ci sono domande? Io non vedo domande sotto la pagina Facebook, quindi o li hai soddisfatti o li hai confusi. Queste sono le 2 possibilità. Vedo però alcune persone che ti fanno i complimenti e fanno i complimenti anche al duo L'Aquilegia. Io credo sia stata veramente una bella serata
Ricordo a tutti e a tutte che naturalmente il video rimarrà online virtualmente in eterno, almeno finché Facebook esisterà, per cui potete rivedere quanto ha raccontato Andrea oppure i brani dell'Aquilegia, perché non è una storia semplicissima, come molto spesso accade per il Medioevo, ma in generale per la storia, forse bisogna ascoltarlo un paio di volte prima di riuscire a cogliere tutto. Ecco. Visto che appunto non vedo domande sotto al post su Facebook e non mi sono arrivate domande nemmeno privatamente, potremmo andare ad ascoltare l'ultimo brano di questa sera. Mi permetto, se posso. Vai pure Andrea. A me c'è un programma che piace moltissimo, adesso non faccio spoiler di alcun tipo, però alla fine di ogni conferenza mostrano dei libri che hanno ritenuto interessanti per lo studio. Io ho mostrato all'inizio questo libro di Paolo Scandaletti, Storia di Aquileia e di Grado, è veramente ben fatto. Mi sono poi interessato a Roberto Tirelli, I Patriarchi, se volete è un libro veramente bello che racconta per filo e per segno la storia di tutti i patriarchi di Aquileia. Non può mancare Tito Maniacco con la storia del Friuli, veramente interessante, coglie in realtà molti aspetti della storia del nostro territorio. Mi taccio allora, ascoltiamo l'ultimo brano. Continuano nel frattempo ad arrivare note di gradimento sotto il post di Facebook, quindi complimenti all'Aquilegia e complimenti a te Andrea, e proprio facendo i complimenti all'Aquilegia vi lascio all'ultimo brano di questa sera. Prima di farlo partire, io saluto a nome dell'Oppure, ringrazio nuovamente Andrea, ringrazio Jason The Rock nella persona di Renzo, ringrazio il comune di Budoia, ringrazio come sponsor di Jason The Rock naturalmente anche il comune di Aviano, la regione Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Friuli, e naturalmente tutte e tutti voi che ci avete seguito così numerosi questa sera online. Ormai abbiamo un pubblico fisso anche online, nonostante tutto. Buona serata a tutti e a tutte con questo ultimo brano.